Quasi 2000 lavoratori con stipendi irregolari e quasi 400 di loro costretti ad accettare condizioni al limite dello sfruttamento con stipendi bassissimi, fino a 7 euro all'ora, perché avevano la necessità di rinnovare i permessi di soggiorno, per lo più provenienti dal Bangladesh, ma non mancano albanesi, romeni e perfino italiani. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia nel settore dei cantieri navali di Venezia, ma anche di altre 5 regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sicilia e Puglia. Le Fiamme Gialle hanno trovato documenti utili alle indagini in una quindicina di ditte che hanno lavori in appalto e in una decina di società di lavoro interinale collegate. Un numero importante di lavoratori irregolari, cioè regolarmente assunti, ma poi pagati in modo non conforme ai contratti collettivi, evadendo una parte delle imposte e dei contributi, ma soprattutto sottopagando i lavoratori. La Guardia di Finanza avrebbe accertato il ricorso da parte delle imprese che ricevevano il lavoro in appalto al meccanismo della cosiddetta paga globale, in virtù del quale il lavoratore veniva retribuito con una paga forfettaria e una busta paga fittizia, Che inglobava anche tutte le retribuzioni accessorie, tipo la quota tredicesima, quota del TFR, il bonus Renzi, che in realtà sostituivano quella che era la paga oraria. La busta paga aveva indicazioni come anticipo stipendio, indennità di buono pasto, bonus 80 euro, di fatto mai erogate al lavoratore. Di questi 2000 poi, 383 erano addirittura sotto la soglia dello stato di bisogno. Per i loro datori di lavoro è scattata così anche la denuncia.